Prepariamo oggi un dolce di carnevale tipico del Tempiese. Si tratta delle acciuleddi, acciuleddusu, o come si dice in italiano, le treccine dolci. Per prepararle ci serviranno 500 g di farina 00, 100 g di zucchero semolato, 90 g di strutto, un uovo, 2 arance e un limone, che useremo il limone per decorare, mentre la scorza delle arance verrà utilizzata nella preparazione del miele, che andrà scaldato in padella. E quindi per friggere useremo un misto di olio d'oliva e olio di semi. Iniziamo. In un recipiente abbastanza capiente andiamo a depositare la nostra farina, lo zucchero e lo strutto e quindi l'uovo. Dopo qualche minuto di lavorazione otterrete qualcosa di simile ad una sabbia, un po' simile alla pasta sablé. Quindi andremo ad aggiungere del succo d'arancia e continuiamo a lavorare finché il composto non diventerà omogeneo. Ne aggiungiamo un po' e cominciamo a lavorare. E poi man mano che lavoriamo vedremo se dovremo aggiungerne altro o basterà. Dopo aver aggiunto quasi tutto il nostro succo, questo è il risultato. Quindi andiamo a mettere sulla spianatoia con un po' di farina e lavoriamo energicamente fino a ottenere un composto omogeneo e liscio. Una volta lavorata per una ventina di minuti, questo è il risultato che otterremo. Come vedete la pasta è elastica, abbastanza soffice, e adesso non ci resterà che lasciarla riposare per una ventina di minuti, avvolta con della pellicola trasparente, e intanto ci dedicheremo alla decorazione. Per la decorazione ci servirà la scorza del limone che taglieremo a listarelle di questo tipo, mentre la scorza andrà aggiunta al miele che andremo a riscaldare in padella. A questo punto stacchiamo delle noci di impasto, quindi andiamo a creare dei rotolini e avvolgiamo su loro stessi. Cerchiamo di farlo mantenendo uno spessore costante lungo tutta la lunghezza del nostro rotolino, quindi formiamo il nostro fiocchetto in questo modo e andiamo avanti con tutto il nostro impasto. Una volta terminato tutto il nostro impasto otterremo circa 30-35 di treccine, però dipende anche da quanto le farete spesse. Ora mettiamo il nostro mix di olio di semi e olio d'oliva a scaldare e quindi andiamo in frittura. Mettiamo l'olio a scaldare e quindi organizziamoci la postazione mettendo un vassoio con della carta assorbente di fianco, perché appena scoleremo le nostre treccine andremo a depositarle qua per eliminare l'eccesso di olio. Intanto prepariamo anche una padella dove poi andremo a scaldare il nostro miele e aggiungeremo la scorza dell'arancia. Una volta raggiunta la temperatura di circa 180 gradi, quindi olio ben caldo, andiamo a mettere in frittura poche acciuledde per volta, diciamo da 3 a 5, in modo da non abbassare troppo la temperatura dell'olio. Quindi friggiamo fino ad ottenere una doratura uniforme. Questo è il colore che dobbiamo ottenere. Mi raccomando, tenete l'olio non troppo caldo per evitare che vengano bruciate fuori e crude dentro. Una volta scolati ed eliminato l'olio in eccesso, andiamo a depositare in un vassoio con della carta forno, dove andremo a decorare con il nostro miele riscaldato con l'arancia. Una volta terminata la frittura delle nostre treccine, andiamo a sciogliere il nostro miele con una fiamma molto bassa fino a renderlo fluido, semplicemente questo, e quindi aggiungiamo la nostra scorza d'arancia. Aggiungiamo ora la scorza dell'arancia e diamo una rimestata. Il miele si dovrà insaporire. Andiamo quindi a cospargere il nostro miele sulle nostre treccine.
un po' di miele su ogni treccina e continuiamo così fino a ricoprirle tutte. E questo infine è il risultato che abbiamo ottenuto. Serviamo questo dolce in un taglio da 2, decorato con della scorza di limone e sarà un successo. Provatelo perché è veramente un capolavoro della pasticceria sarda. Buon appetito!